Benvenuti, oggi è domenica 28 luglio 2024. Il sole sorge alle 6 e tramonta alle 20:12. La luna sorge a 00:08 e cala alle 13:59. Oggi si celebrano i santi Nazario e Celso. Il nome Nazario ha origine ebraica e significa consacrato. Il nome Celso ha origine latina e significa eccelso. Oggi, domenica 28 luglio, si celebra la quarta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, istituita dalla Chiesa Cattolica per ricordare l'importanza di stare al fianco delle persone più anziane, come citato nel tema scelto per la celebrazione di quest'anno da Papa Francesco: nella vecchiaia non abbandonarmi. Il primo passo per combattere la solitudine è quello di costruire legami tra le generazioni per promuovere arricchimento per entrambe le parti. Sono 83 le candeline per il maestro Riccardo Muti. Dal 2010 direttore musicale della Chicago Symphony Orchestra, è considerato un ambasciatore della cultura italiana nel mondo. È stato alla guida delle principali orchestre italiane e straniere. Nel 2000 e nel 2004 ha avuto l'onore di dirigere l'Orchestra Filarmonica di Vienna, tra le più prestigiose al mondo, in occasione del concerto di Capodanno. Festeggia 75 anni il cantautore Marco Ferradini. Ha esordito come corista in jingles pubblicitari e in celebri sigle di cartoni animati, su tutti UFO Robot e Capitan Harlock. Nel 1978 presenta il pezzo Quando Teresa verrà al Festival di Sanremo, ma la sua consacrazione nel panorama pop arriva con la famosissima Teorema, lanciata nel 1981 e diventata subito un tormentone. Infine oggi compie 62 anni l'attrice e showgirl Patrizia Pellegrino. Debutta al cinema nel 1977 e approda in televisione negli anni 80, diventando presto un volto noto del piccolo schermo. Conduce vari programmi come Chewing Gum Show e Sereno Variabile. Recita in diversi film per la TV, spostando poi l'attenzione sui reality. Partecipa infatti nel 2004 all'Isola dei Famosi e nel 2021 al Grande Fratello VIP. È il 28 luglio del 1914. Un mese dopo l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia per mano di un rivoluzionario bosniaco, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Quella che inizialmente appare come una crisi isolata si trasforma in poco tempo nel più grande e drammatico conflitto della storia, noto come Prima Guerra Mondiale. Ma come mai alcune persone soffrono di mal di mare? Questo disturbo si manifesta quando gli occhi e le terminazioni nervose dell'orecchio interno, dove si trova il centro dell'equilibrio, inviano al cervello segnali contrastanti. Nel tentativo di ristabilire il giusto assetto, l'organismo va in tilt, con senso di vertigine o nausea come conseguenza. Può capitare sia in nave che in auto e ne possono soffrire anche i nostri amici animali. Buona domenica ai 12, oggi una comodosa e voluttuosa luna in Toro determina l'andazzo dello zodiaco. Vediamo un po' come andrà. Ariete, sicuramente la vostra comodità è legata alle vacanze e ai dispendi più o meno economici che potete fare in questo weekend e anche progettando delle vacanze. Siate oculati ma non risparmiate mai su una cosa, il divertimento. Toro, luna oggi nei vostri gradi che accende di nuovo voglie e passioni. La quadratura con il sole però vi rende un po' stanchi e probabilmente l'altra quadratura, quella con Plutone, vi impedirà di passare la domenica come avreste voluto. Ciò non di meno sarà una domenica emozionale ed emozionante.
Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che prevede un Marte molto attivo sia con Plutone in trigono sia con il Sole in sestile. Giove si discosta un po', ma voi vi ci state sempre più avvicinando, e mentre Mercurio proprio non capisce le vostre ragioni, state ad osservare senza troppo intervenire e soprattutto non fatevi influenzare da persone che non sono troppo consapevoli di ciò che dicono. Cancro, giornata oggi che vede una luna compatibile, torna un pochino di certezza in più, di solidità, soprattutto per quello che riguarda gli amici e l'entourage con cui forse dovrete chiarire qualche argomento. Sarete sempre amorevoli e protettivi, ma dovete cercare anche di capire le ragioni oggettive che hanno creato tutta una serie di dissapori in un gruppo sistemico. Leone, giornata interessantissima per voi oggi perché i sogni di Nettuno sono tutti dalla parte del Sole e anche Urano vi vuole fare muovere un po' di più. Sorprese inaspettate, insomma, la bella Venere è ancora isolata, non forma aspetto oggi con altri pianeti, ci penserà la Luna domani anche se non sarà troppo gentile. Godetevi la giornata e in assoluto riposo magari. Vergine, il Mercurio comincia ad agire, deve convincere un po' Urano e Marte ad avere un pochettino più spazio e tempo per sistemare delle faccende. Vi sentite probabilmente un po' schiacciati, ma ci penserà la Luna a rendervi romantici, a farvi parlare un linguaggio affettivo. Non parlate sempre di lavoro al partner, risultate a volte un po' noiosi se no. Bilancia, giornata oggi che dismette finalmente l'opposizione della Luna che ha un po' reso altalenanti i vostri umori. Di contro Marte e Giove, anche Sole e Venere sono dalla vostra parte. Pensate un po' più magari all'amore e alla seduzione, quel Plutone vi farà organizzare benissimo, quindi non pensate alle scadenze, ai traslochi imminenti o a qualcosa che deve arrivare dopo le vacanze, pensate ad adesso, è meglio. Scorpione, una giornata interessante ma con una luna contro che sobilla anche un po' Urano, probabilmente vi sentite un po' distanti dagli affetti perché obliterati in faccende familiari, ci sarà tempo per recuperare affettivamente, intanto arrivano telefonate di amici e di persone che vi vogliono stare vicini, importante è anche la presenza di un fratello. Sagittario, giornata che oggi vi raccomanda di usare sempre meno le parole con un Mercurio così contro, anche la Luna è troppo distante in gradi, rimangono le ambizioni di Giove e Venere che vi mettono davanti un planning estivo un po' fatto di lavoro e fatica, forse perché c'è di mezzo un trasloco, forse perché c'è di mezzo un affare che riguarda la casa. Capricorno, luna di trigono oggi, torna il buon umore e soprattutto la voglia di stare in famiglia, affettivamente siete più morbidi e oggi vi concederete il lusso di passare una giornata come la volete voi, magari un po' distante da tutti, dedicarvi a qualche hobby e soprattutto se siete fuori città, in campagna oppure al mare. Acquario, giornata oggi con una luna di quadratura che poco vi piace anche perché subilla un po' in quadratura il Plutone che ospitate retrogrado nei vostri gradi e che a volte vi fa sentire una certa cifra di intolleranza rispetto alla gente. Oggi eviterete proprio tutti i discorsi pesanti o che non vi piacciono, non sopportate proprio l'ignoranza di alcune argomentazioni, cercate di essere meno evidenti quando manifestate non consenso a tutta una serie di cose dette o fatte. Ricordate che siete sempre il segno dell'amicizia, ognuno la può pensare in maniera diversa. Pesci, giornata oggi che prevede una luna di nuova amica, una luna che riaccende la voglia comunicativa, soprattutto se riuscirete a essere polarizzanti in famiglia con la vostra parola e con le vostre decisioni, cercando anche di convincere qualche familiare a qualche piccola rinuncia, magari per meglio trovarsi nel futuro. Oggi la vostra parola sarà amorevole ma forte e autoritaria. Alle 7:27 del 28 luglio del 1987 un boato spaventoso. Un fianco del monte Zandila frana sotto la pioggia incessante, cancellando gli abitati di due paesi della provincia di Sondrio, Sant'Antonio Morignone e Aquilone.
È l'epilogo di un'odissea che la provincia di Sondrio comincia a vivere 10 giorni prima, con l'inizio di una catastrofica alluvione che provoca smottamenti, allagamenti ed esondazioni. Il bollettino finale conta 53 vittime, migliaia di sfollati e danni ingentissimi. Ricordo ancora quella volta che mia sorella non sapeva come dirmi che aveva macchiato il mio top preferito. Cominciava a girarci intorno finché le ho detto: senti, smetti di farla tanto lunga e dimmi quello che vuoi dire. Questa situazione mi fa pensare a un proverbio in inglese, to beat around the bush, che tradotto letteralmente significa frugare nel cespuglio. Questo proverbio viene utilizzato per descrivere l'atteggiamento di evitare di parlare di una cosa importante parlando di altro, cambiando argomento. È come se invece di affrontare direttamente quella questione si stesse frugando nel cespuglio, senza mai arrivare al punto. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Malcolm Lowry, l'autore di Sotto il vulcano, ha vissuto una vita al limite. Fin da giovane ha coltivato la sua passione per l'alcol e la scrittura. Dopo un avventuroso viaggio ha dato vita al suo primo romanzo, Ultramarina. Ma la sua vita ha preso una svolta oscura quando il suo coinquilino si è suicidato, forse a causa di una delusione amorosa con Lowry. Definendosi un poeta maledetto, Lowry ha affrontato una costante battaglia con l'alcolismo, il delirio e la violenza, tanto che tenta di strangolare sua moglie più volte. La morte prematura è avvolta nel mistero, forse causata da una dose eccessiva di barbiturici. Ma nonostante tutto, Lowry è riuscito a completare il suo capolavoro Sotto il vulcano, grazie al sostegno della moglie Marjorie. Il romanzo ha conquistato il pubblico e la critica, ma ha portato anche a una sorta di maledizione per l'autore, che ha smesso di pubblicare e ha intrapreso una vita autodistruttiva e senza regole. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. E allora grazie per tutti gli attimi che trascorrete insieme a noi. Noi ci rivediamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.